Sono 17 le misure cautelari, oltre 40 indagati. La squadra mobile di Agrigento, guidata dall'aggiunto Giovanni Minardi, ha eseguito una maxi operazione antidroga denominata Fish and Drug tra le zone di Agrigento, Porto Empedocle e comuni limitrofi. Nel dettaglio, gli indagati sono 3 finiti in carcere, 6 a domiciliare e tutti gli altri sono stati disposti dal GIP del Tribunale di Agrigento su richiesta della Procura. Misure minori come l'obbligo di dimora e obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. L'operazione, denominata Fish and Drug, ha avuto come epicentro la città di Porto Empedocle. Alcune misure sono state eseguite anche a Favara, Palma di Montechiaro ed Agrigento. La vicenda giudiziaria, ricostruita dalla squadra mobile di Agrigento e dal commissariato di Porto Empedocle, risale al maggio del 2019 e trae spunto dall'arresto di un soggetto empedoclino arrestato dal personale del commissariato di Porto Empedocle con circa 5 kg di hashish. Stamani la conferenza stampa in procura. Procuratore, qualche dettaglio su questa operazione Fish and Drug maturata a Porto Empedocle con l'ausilio della Questura e della Capitaneria di Porto? Lavoro congiunto della squadra mobile della Polizia di Stato, del commissariato di Porto Empedocle che ci ha dato una grossa mano nelle indagini sul territorio e della Guardia Costiera, Capitaneria di Porto Empedocle, perché questa attività è stata svolta sia in terra che in mare, che ha consentito di sequestrare complessivamente quasi 150 kg di hashish e di accertare delle condotte illecite che nascevano in mare con il ripescaggio di queste tonnellate di hashish che erano state abbandonate fottutamente tra Lampedusa e Porto Empedocle, quindi in una profondità anche particolarmente elevata, che venivano pescate e poi smerciate nel mercato siciliano dell'hashish, e in particolare da Porto Empedocle si diramavano a Favara, Palma di Montechiaro, Realmonte e poi da lì continuava il loro percorso. Si parla dell'utilizzo dei velieri per trasportare la droga. Quello da cui nasce l'indagine è una informazione che sembrava una storia difficilmente credibile e che poi invece è stata riscontrata nei dettagli con un'ottima attività di analisi degli uomini della Guardia Costiera, e cioè un veliero battente bandiera spagnola che abbandona in mare per problemi suoi logistici, ci dicono circa 4 tonnellate di hashish, e quindi questo sta a dimostrare che vi è un canale di trasporto di sostanza stupefacente all'interno del canale di Sicilia che riguarda anche diversi paesi, che può riguardare i paesi europei, il Nord Africa o il Medio Oriente. Non è stata una indagine facile? Non è stata un'indagine facile, anzi è stata un'indagine anomala per le modalità, perché il coinvolgimento in mare dell'attività di polizia giudiziaria non è mai semplicissimo, come sappiamo. E non è stata un'indagine facile perché lavorare all'interno di un porto importante come Porto Empedocle non è semplice, perché il controllo da parte dei marinai alle volte sembra più capillare rispetto a quello dello Stato. In questo caso hanno anche rinvenuto delle microspie che avevamo montato, che sono state rinvenute quasi nell'immediatezza, che chiaramente ha reso più complicata la nostra attività. Da cosa nasce questa operazione? Da un semplice controllo, avete rinvenuto dell'hashish, da lì parte tutto a Porto Empedocle? Allora, l'attività inizia da un'attività di polizia giudiziaria del commissariato di Porto Empedocle che riesce ad arrestare un soggetto con oltre 4 kg di hashish. La tipologia dell'hashish, che era sicuramente particolare, ci ha indotto ad ampliare l'attività investigativa e a svolgere per diversi mesi attività di intercettazioni sia telefoniche che traspresenti. In questi mesi è stato essenziale l'aiuto che è stato fornito del supporto della Guardia Costiera, che ci ha permesso in alcune attività che abbiamo fatto prettamente a mare, anche nottetempo, di riuscire a individuare il gruppo di soggetti che ci interessava, di raccogliere particolari riscontri, come nel caso in cui riusciamo a rivenire oltre 100 kg di hashish e sostituirli con delle microspie autorizzate dalla Procura, e quindi raccogliere ulteriori elementi a carico di coloro i quali sono andati a cercare questa hashish. E quindi abbiamo messo insieme un bel quadro probatorio con filoni differenti. E ripeto, l'attività di supporto, perché l'attività investigativa è stata fatta congiuntamente con il commissariato di Porto Empedocle, con l'APG del commissariato di Porto Empedocle, e con un inestimabile aiuto da parte della Guardia Costiera. Sono famiglie comunque che hanno dei precedenti penali a Porto Empedocle, non conosciute insomma. Sono famiglie che per motivi diversi conoscevamo e che comunque sono abbastanza conosciuti a Porto Empedocle. Quando sono durate le indagini?
Le indagini siamo alla soglia dei 2 anni, considerato 1 anno e mezzo abbondante. Ripeto, c'è stata tanta veramente attività di sacrificio da parte della PG del commissariato e da parte della squadra mobile, e in ogni occasione che abbiamo avuto bisogno della Guardia Costiera sono stati assolutamente brillanti, assolutamente efficaci nella loro attività di supporto ai nostri confronti. Giro d'affari. Giro d'affari importante, considerate che abbiamo raccolto diverse valigie da 25 kg cada una. Queste valigie, ripeto, come ha detto il procuratore, siamo alla soglia dei 150 kg sequestrati, ma riteniamo che sia solo una parte ovviamente del tutto. È stata particolarmente difficile perché in effetti non sono unità, diciamo, tracciate fondamentalmente, quindi si prestavano benissimo a questo tipo di attività. Come ha potuto dire, o comunque tra le righe può leggersi nelle parole del collega, chiedo scusa, diciamo, in questo tipo di attività il tutto può iniziare anche da un avvenimento fortuito, anche se poi fondamentalmente già si sapevano, già erano conosciuti degli elementi, perché il commissario di Porto Empedocle che aveva iniziato, poi la parte in mare fondamentalmente è stata abbastanza agevolata da avvenimenti, diciamo, fortunati fondamentalmente. E ringrazio il collega perché in effetti noi abbiamo dato il massimo proprio nella parte in mare, anche attraverso l'impiego dei sub. Perché? Perché in effetti parte di questa attività contemplava poi il rilascio in mare dei panetti di hashish proprio nella rada di Porto Empedocle, quindi facevano questa sorta di scambio tra unità più grandi e unità più piccole che poi provvedevano a portare il tutto a terra. Il personale della PG del commissariato ha sempre dato un occhio importante alla problematica della sostanza stupefacente sul territorio stesso, e quindi avendo avuto notizie di questo genere le abbiamo potute appurare, e con il primo sequestro di 4 kg di sostanze stupefacenti è stato veramente l'inizio dell'attività che è durata, come diceva il dottore Minardi, proprio quasi 2 anni, e che ha portato a questo eccellente risultato.